È il luogo del ricordo, della riflessione e del silenzio. C'è chi viene per un saluto, per un fiore o per pulire e abbellire i vasi. La gente per questi luoghi chiede sempre particolare cura e invece sono spazi diventati oramai terreno per scorribande di ladri, si ruba rame, si sottraggono fiori o si imbrattano le tombe. E qui a Ceneda qualcuno ruba anche giocattoli, piccoli ma significativi legami tra una mamma e il suo bambino. Io ho mio figlio qua che è un piccolino e quando gli porto dei pupazzetti mi rubano tutto. Mi hanno rubato tutto, mi avranno portato via 7 babbi natali. Non sono neanche padrona di portare un oggetto a mio figlio. Cioè, una cosa vergognosa. La vicenda ogni tanto si ripete. 2 anni fa sparirono i babbi Natale durante le feste, ma capita anche in altri momenti dell'anno e a sparire sono giocattoli, peluche, ricordi. Ho fatto anche denuncia dai carabinieri perché ho trovato vergognoso. È una cosa inviolabile toccare una cosa che non è nostra, soprattutto quando appartiene a qualcuno che non può difendersi. Rispetto del dolore e della sacralità del Camposanto, la gente vorrebbe più attenzione e cura per il proprio luogo dei ricordi. Qui a Ceneda da quasi 3 anni i cittadini lamentano l'abbandono da parte dell'amministrazione. È un'indecenza perché vedere certe tombe che non si riescono a riconoscere perché l'erba è così alta. Io sono venuto qua ieri mattina e ho trovato l'erba, l'ho misurata a 80-90 cm di altezza. Oggi i mezzi del comune sono al lavoro, l'erba sta per essere tagliata in tutto il Camposanto, ma i cittadini chiedono in generale un po' più di cura.